Siamo con Stefano Cusumano, fotografo molto affermato e sempre sensibile ai temi dell'ambiente, che in questa occasione ci propone delle bellissime immagini dedicate al comune di Casier e realizzate anche con l'ausilio di un drone, però molto significative. Lasciamo adesso la parola a lui che ci spiega il significato di queste immagini. Buongiorno a tutti, è un progetto che parte un po' da lontano, a partire da quel famoso anno 17 in cui lo zero termico estivo si pose sui 5.000 e da allora mi sono dedicato a seguire un po' queste trasformazioni dell'ambiente. È venuto poi il tema degli alberi, del vaia, delle rovine delle nostre montagne, della depauperazione forestale, eccetera. E questa volta mi sono soffermato sull'esubero di acque che nel tardo autunno, nell'inizio dell'autunno di quest'anno ha imperversato sul nord e sul Veneto in particolare, colpendo, come sapete, Vicenza e la Bassa Rodigina. In Casier la situazione è un po' particolare, c'è un fiume di risorgiva che è il più lungo d'Europa, come sapete, e l'acqua ha lambito senza mai travasare la soglia dell'alveo. Ma questo perché? L'ho capito volando sopra il Sile e scoprendo paesaggi che non immaginavo nemmeno, perché se voi ricordate la restiera è questa e il fiume che si vede normalmente è questo, ma non si immagina nulla di quello che c'è al di là della siepe. E tutto questo lo si scopre sollevandosi dall'alto. Perché il fiume ha resistito alla piena di molti altri fiumi di quel periodo? Perché estremamente, intanto è un fiume da risorgiva, quindi non ha la potenza degli altri fiumi che scendono a valle, e ha una possibilità in più, quella di avere delle casse di accumulo d'acqua casuali, perché in realtà sono vecchie cave da cui si estraeva la pietra, la ghiaia, per portarla a Venezia con i burci e con le barche. Questi larghi fossati sono stati nel tempo riempiti da vegetazione e hanno costituito delle riserve d'acqua, dei contenitori d'acqua che impediscono al fiume di tracimare e di esondare. Almeno speriamo che riesca a farlo per ancora diversi anni. Come vedete il campanile è lì e questo è il paesaggio che non si vede a occhio normale, lo si vede soltanto sollevandosi da terra. E un altro particolare è la quantità di vegetazione esondante da scarsa pulitura del fiume che si nota in questo quadro e sul quale ho dedicato poi delle inquadrature particolari. Quindi due aspetti: la visione dall'alto, che sicuramente cambia delle prospettive e arricchisce di informazioni il nostro paesaggio, la visione del nostro paesaggio, il capire come il fiume possa non esondare e resistere a piene importanti grazie alla casuale subsidenza di casse di contenimento ai lati del fiume, risultato di vecchie escavazioni. E parlando con gente del luogo, neanche loro conoscevano l'esatta disposizione, l'esatta collocazione di queste strutture. Vedete come comunque l'acqua ha invaso i vigneti e ha permesso di vedere alberi che nascono addirittura dall'acqua. E quindi un modo
non certo nuovo di fotografare, ma sicuramente sempre più seguito e che può dare informazioni in più sul nostro territorio e sulle problematiche in corso dovute al cambiamento del clima in atto. Parlare d'arte, non direi di parlare d'arte, e sicuramente sono foto documentarie viste da un altro angolo di vista che possono arricchire la nostra conoscenza. Grazie dell'attenzione.